Noi non chiediamo elemosine, non chiediamo soldi a pioggia, chiediamo questi 5-6 argomenti che stanno a cuore perché il Veneto rimanga ad essere competitivo. 6 punti, 6 priorità che 11 categorie economiche e il sistema camerale e regionale del Veneto hanno indicato in una lettera inviata al governatore Zaia, un'agenda condivisa da portare all'attenzione del governo. Non possiamo aspettare promesse, le imprese hanno bisogno di certezze, hanno bisogno che la macchina burocratica sia snellita, ci devono essere certezze sui finanziamenti che le banche devono erogare, o questo territorio è messo nelle condizioni di poter essere competitivo, altrimenti l'Italia si ferma. Accesso al credito, infrastrutture, cablatura, burocrazia, promozione, politica estera e risorse sono le priorità per risollevare un'economia in ginocchio. L'economia ha subito un durissimo colpo, ma questo è solo l'inizio. Come sistema camerale stiamo rilevando che c'è un crollo verticale dei sistemi di esportazione. Indicativo della situazione è anche il crollo delle importazioni dei semilavorati. Non ci sono necessità nelle attività di componentistica. La filiera corta, come si diceva, non ha bisogno in sostanza di essere fornita, vuol dire che non ci sono commesse a monte. Abbiamo portato questi punti all'attenzione del presidente Zaia perché si faccia interprete anche lui di quanto stiamo soffrendo, spiega Pozza. Questo vuole essere uno forzativo dell'attività che il presidente Zaia fa, non è un'accusa alla regione, assolutamente, è uno stato dell'arte di qual è la situazione condivisa con le categorie economiche di tutti i settori. A stretto giro arriva la risposta del governatore del Veneto. Giro direttamente al Presidente del Consiglio, ma gli allegherò anche l'istanza, visto e considerato che sarà fondamentale che si capisca anche che il nostro modello di sviluppo veneto è un modello non fordista, quindi non quello della grande impresa, ma è quello del distretto industriale, della piccola e media impresa.